C'è sicuramente anche una diffusione fra i bambini nella seconda e chiamiamola questa terza ondata di sicuro. All'inizio della pandemia, durante il primo lockdown, erano stati pochissimi i bambini colpiti. Da ottobre ad oggi i pediatri in media hanno curato una sessantina di pazienti a testa. A dirlo il segretario regionale della FIMP Veneto, che riunisce i pediatri di libera scelta. A preoccupare sono le varianti che in questa terza ondata stanno colpendo proprio i più piccoli. È probabile che le varianti, specialmente la variante inglese, abbia oltre che una maggiore diffusibilità in tutti i soggetti, anche una maggiore diffusibilità proprio nei bambini. È possibile che anche questo sia una delle cause dell'aumento del numero di contagi nell'età pediatrica. Fortunatamente la stragrande maggioranza dei casi non sono gravi, ma le precauzioni devono essere sempre molte. Anche adesso che i bambini sono in numero considerevole rispetto alla fase iniziale, la sintomatologia in età infantile si manifesta sempre in maniera abbastanza leggera o addirittura asintomatica, per cui coloro che devono ricorrere alle cure dell'ospedale sono veramente una piccolissima percentuale.